Chiede frontiere chiuse e misure speciali di sicurezza, quindi insomma legittimità, no? Ma guardi, io dico solo una cosa, che di fronte a una guerra si interviene con misure speciali, cioè non ci vedo nulla di trascendentale di pensare che anche tutta Europa, non solo l'Italia, ma l'Italia decide per l'Italia, possa dire fermiamoci un attimo, chiudiamo le frontiere, varchi dappertutto. Innanzitutto si chiudono le frontiere, chi è dentro chi è fuori è fuori. Dopodiché cominciamo a controllare in maniera quasi spasmodica, ossessiva chi entra, e lo facciamo col sistema israeliano, cioè ti facciamo le radiografie in maniera tale che tu se entri dobbiamo essere certi che sei una persona per bene. Ricordo che gli israeliani, quando si imbarca anche il pullman del circolo anziani di Cortina, se andasse in Israele ha tutta una serie di protocolli, di verifiche, tutto in aeroporto italiano. Dopodiché in quell'aeroporto, finiti i controlli, vengono sostanzialmente isolati quei passeggeri, non hanno più contatti con nessuno, dopodiché vengono imbarcati. Allora io dico, se facessimo questo poi controlliamo tutti quelli che sono in Italia. Dico, siamo razzisti? No, iniziate dagli italiani, iniziate da casa mia, dalle case di tutti i cittadini proprio locali, ma poi vogliamo che andiate anche a controllare quelli che vivono in 20 in un appartamento, quelli che i cittadini ci indicano che nelle loro case di notte c'è un via vai, e voi anche controllate tutti quelli che non si sa di cosa vivono e comunque riescono a vivere. Insomma, penso che se ci fosse ovviamente con pieni poteri della polizia, penso che un po' di pulizia la polizia riesce a farla.